essere protagonista di un'opera così importante, di spessore, che non è che ti ha visto appunto alcuni anni fa come attore. Io devo dire che è stato per me il lancio, perché dal 2000 in poi grazie a questo spettacolo, grazie a questo testo così forte, io ho proseguito facendo spettacoli portati in teatro. Io ho iniziato col teatro sperimentale, il teatro alternativo, voglio dire. Poi essendo il protagonista di uno spettacolo abbastanza duro, che tu hai visto bene, mi sono messo in gioco facendo questo spettacolo, e io con Roberto Russo ho un rapporto, devo dire, vorrei paragonare a un autore di successo, che io quando guardo le sue parole mi trovo bene, così è con Roberto. Io gli spettacoli che faccio con Roberto mi ritrovo nel suo modo di parlare, così è stato con il Re, con La Camorra sono io, con lo Schiaffo che mi ha fatto dire. Per me Roberto è uno degli autori contemporanei fortissimi, che io quando interpreto mi sento, divento proprio quel personaggio, devo dire la verità. Sono molto contento di lavorare. Stasera mi vogliono fare così. No, quella è la penso verità. che per il Re sia importante ricordare anche la regia, Certo, di una Carlo grande Cercieri. regia. Di Carlo Cercieri, facciamo un applauso a Carlo Anche Cercieri. poi di Marile, voglio dire, per Marile essere qui. Assolutamente, parliamo di grandi registi teatrali e quindi li salutiamo affettuosamente. E quindi questo è stato lo startup per farti poi, appunto, a parte la musica, proiettarti in quel discorso teatrale che ti ha visto poi anche, a parte con i testi di Roberto, anche ne parlavamo prima con Ita, con Nino D'Angelo, ti ha visto proiettato in varie Con commedie. Angelo, con Core Pazzo, quest'anno c'era una volta un jeans e una maglietta, l'ultimo Scumizzo di Viviani, dove facevo Canstar in questo spettacolo con Nino D'Angelo sempre, poi ho fatto Schiaff con Pino Mauro, La Camorra sono io. No, con Nino non c'era la cosa. No, parlavo di Nino invece. Io, Corpaz, D'Angelo Cantabruni, c'era una volta un Gisela Maria, Lacrima Napolitana. Quindi perciò è... Con Nino D'Angelo e Maria Nazionale, che è stato uno spettacolo bellissimo, fortissimo, con grande successo. Prima si parlava di crisi, però devo dire che invece ogni anno noi quando facciamo lo spettacolo restano fuori persone che vogliono pagare e non riescono a vedere lo spettacolo. Sono contento di questa cosa che accade ogni anno con questi spettacoli importanti che mette su Nino D'Angelo con la sua compagnia e con la sua grande brava. Allora, parlando di Nino D'Angelo parliamo anche musicalmente con te, perché io vorrei che adesso tu ci cantassi un brano che ha scritto proprio lui per te, è un brano molto molto bello, d'amore, emozionantissimo, molto molto bello, so che anche a te piace moltissimo. Tantissimo, lo cantavo insieme a Nino durante lo spettacolo, quindi... E si chiama Pensiero. Lo pensiero, sì. Questo brano è estratto da un disco di qualche anno fa? Sì, un disco che si chiama Dove c'è il sole, è un disco che mi ha dato delle soddisfazioni, un disco che contiene delle canzoni molto belle. Insieme a questa romanziere ci sta Amore contro amore, che ho scritto con un grande amico mio che si chiama Maurizio Palumbo. Non è solo questa, una delle canzoni anche. Quindi è un disco che è piaciuto moltissimo, e in mezzo a queste canzoni ci stanno Pensiero. La canzone che ho cantato poi a Domenica Inn, è proprio in questi giorni ho letto che è scomparso un grande regista. Sì, e questo hai fatto benissimo a fare questo appunto. Dillo perché io ci tengo molto per lui. Giancarlo Nicotera, che è stato un regista importante, e io devo dire grazie a lui che ho cantato questo brano, perché io dovevo cantare una canzone classica in questa puntata di Domenica Inn. Invece lui, quando gli fece ascoltare Lo Pensiero, a lui piacque molto e disse no, canta questa, quindi volevo ricordare questa cosa. Hai fatto benissimo, perché io l'ho conosciuto 2 volte, Giancarlo Nicotera. Devo dire la verità, ho notato in lui proprio una persona semplice, una persona disponibilissima. È vero. Stiamo parlando di lavori di Domenica Inn, di Drive-In. È fantastico. Lui è stato, in quelle 2 volte che l'ho conosciuto, è stata una persona veramente eccezionale, semplice. Ricordo questo momento che disse la canzone è bellissima, a lui non interessa solo le canzoni classiche, ma interessa la bella canzone napoletana. E allora con l'applauso del pubblico